vorrei capire come si possa immaginare la cooptazione di Futuro e Libertà, di un partito che è nato sfogliando un album di famiglia, la cui prima fotografia è quella di Giorgio Almirante. Come si fa a cooptarlo in una specie di CLN che ci deve liberare? Così come voglio sapere se, quando c'è stata la proposta del governo di unità o di responsabilità nazionale, come si possa immaginare che il problema è Berlusconi e Tremonti invece è la soluzione del problema? Come si fa? Io voglio capirlo, perché non l'ho capito e perché non capisco niente della politica, veramente, perché io, che volete, non sono un narratore. Quelli sono straordinari strateghi della tattica e quindi tendono ad avvitarsi nelle loro sublimi ragnatele e diventano dei grandi professionisti della sconfitta, purtroppo per noi. Allora noi, compagni e compagni di Sinistra, Ecologia e Libertà, ecco, lo voglio dire, abbiamo una serie di compiti. Primo compito: noi non siamo nati per la nostra autosufficienza, perché il nostro obiettivo è un bel partitino di sinistra. Siamo nati perché dobbiamo ricostruire la sinistra del futuro. E la sinistra del futuro deve essere programmaticamente orfana di boria di partito, insomma, una citazione di Gramsci. Deve essere predisposta alla curiosità, al dialogo, a vivere la pluralità delle differenze come un arricchimento vero. Noi, anche nei giorni in cui quel che resta dell'attuale centro-sinistra si presenta in forme irritanti, oppure si presenta in forme contundenti, non so se voi non avete, molti di voi, la fortuna come me di intrattenermi con le agenzie di stampa che battono, e ogni giorno ci sono florileggi di contumeglie nei miei confronti da parte di illustri esponenti del centro-sinistra. Non bisogna farsi un cruccio di questo. Non bisogna rispondere, non bisogna fare veleno, bisogna concentrarsi sull'obiettivo. L'obiettivo è il centro-sinistra. L'obiettivo è il centro-sinistra. L'obiettivo è la ricostruzione dello spirito pubblico in questo paese, di un ethos pubblico, di un'idea di decenza. Il nostro compito è restituire alla politica non solo il respiro delle grandi narrazioni, ma anche un compito pedagogico. Vedete, compagni e compagni, noi dobbiamo programmaticamente rifiutare la rissa, perché o rifiutare anche di emulare il peggio del berlusconismo. Cioè, abbiamo perso i contatti col popolo, e comincia a dire parolacce, perché chissà perché si immagina. Dobbiamo evitare la cifra culturale dell'egemonia del centrodestra e il lessico plebeo, quel plebeismo piccolo borghese che si sente a cavallo, per esempio nella capitale, tra le borgate e la borghesia dei ministeri, quel plebeismo della semplificazione, delle parolacce facili. Non si cambia il mondo con una parolaccia. Noi abbiamo bisogno di ricostruire una cultura della complessità e di sapere che dobbiamo immettere dentro la scena pubblica l'eleganza di una passione nuova. L'eleganza di una passione nuova. Depongano tutte le armi che hanno fortificato e robustito le nostre
biografie ideologiche, seppelliamole, quelle armi con cui ci siamo combattuti nelle infinite diaspore della sinistra. Io penso che oggi possiamo veramente considerare chiusa una stagione che è meritevole di approfondimento e di studio, ma se io dovessi oggi litigare, come ho fatto per alcuni anni della mia vita, su come era andato il comitato centrale del Partito Comunista Bolscevico del 1918 e come interpretare quella frase di Bukharin e che ruolo avresti affidato a Trotsky, cioè un po' di relax da questo punto di vista, anche perché la storia è un terreno seducente, è fondativo della nostra autonomia intellettuale. Noi dobbiamo possedere criticamente gli elementi fondamentali della storia, ma la storia di oggi è piena anche di implicazioni inedite che ci chiedono uno sforzo di curiosità e di conoscenza supplementare, con novità straordinarie. Ecco, io l'ho detto, ho avuto un godimento fisico quando ho cominciato a leggere quello che mi raccontava Wikileaks. E Assange lo considero un eroe del futuro, lo dico seriamente perché questo è veramente il pensiero di congedo, perché io credevo che saremmo rimasti fregati, che Tecne avrebbe divorato come un cannibale Logos, che la tecnica avrebbe soppiantato qualsiasi etica. Ero terrorizzato dalla prefigurazione orwelliana di un futuro in cui un potere concentrato, potesse avere un livello di controllo sociale spinto fin dentro la intimità degli individui, no? Ed ero molto preoccupato. Poi nel 2001 a Genova e dintorni ho cominciato a rendermi conto che in realtà lo sviluppo tecnologico e la rete, come poteva servire per i pescatori del capitale finanziario internazionale per prenderci a noi come tanti pesciolini, però poteva essere usata anche da tutti questi pesciolini per capovolgere la barca, per fare, per dare qualche svolta inedita alla storia del mare. Wikileaks è improvvisamente Orwell capovolto, noi che vediamo dentro le segrete stanze dei potenti, no? Voi ci immaginate, per noi che da 36 anni ci chiediamo chi ha ammazzato la gente di Piazza della Loggia il 28 maggio del 74? No? Noi che ci chiediamo chi ha rubato la borsa con i documenti di Paolo Borsellino di Adamento. Noi che viviamo in un paese che di fronte alla domanda di giustizia e di verità sulle stragi oppone ancora oggi il segreto di Stato, noi non possiamo, io almeno, che rallegrarci all'idea che il potere sia stretto in un angolo, sia costretto a una trasparenza imprevista, inaudita. E allora penso che dobbiamo gioire di questo, compagni e compagni, mescolarci. Ci sono molti popoli e molti popoli nomadi nel percorso del cambiamento. Il popolo del cambiamento non è uno, sono molti popoli. Impariamo a convivere con altri popoli e a avere di nuovo il gusto di rimetterci in cammino. Il passo può essere pure lento, riformista dicono i riformisti, ma l'orizzonte non può che essere necessariamente radicale, perché le cose di cui abbiamo parlato non sono solo una semplice crisi finanziaria, né una gigantesca crisi economica, né soltanto una epocale crisi ambientale,
ma le cose di cui abbiamo parlato sono una crisi del senso della vita, sono una crisi antropologica che segna la storia del mondo in questa fase precisa in cui noi ci facciamo queste domande e cerchiamo in questo buio un po' di luce. E allora la luce la dobbiamo cercare in tanti, provando a rispettarci, a essere gli uni degli altri curiosi e ad affidarci tra di noi. Proviamo a dissequestrare la politica che è stata privatizzata. Ecco il segreto numero 1 del berlusconismo, la privatizzazione della politica, che ha ridotto la politica all'esercizio di autorità di leader e alla tifoseria dei popoli. Dobbiamo qui sapere che se dall'altro lato della barricata facciamo le stesse cose di Berlusconi, non abbiamo cambiato nulla, e che per noi invece la democrazia partecipata, di cui ho sentito parlare stasera, non è una questione metodologica, ma è la sostanza del tentativo qui e ora di ricostruire forme di comunità in cui la politica sia annuncio di libertà e di felicità possibile per gli uomini e le donne.